Si terrà lunedì prossimo alle 15 alla CMP Arena ex Pala 2 di Bassano il funerale di Tommaso Fabris, il 17enne di Tezze stroncato da una meningite fulminante. Dopo l'esame autoptico effettuato sul corpo del giovane, infatti è arrivata la firma del nulla osta per la sepoltura del campione di basket, studente al liceo scientifico Jacopo da Ponte, ragazzo amato e ben voluto da tutti. Io devo ringraziare tutta l'amministrazione comunale di Bassano del Grappa che si è messa a disposizione, si è resa disponibile per l'organizzazione, per garantire la sicurezza anche nelle fasi iniziali e post funerale, e anche tutte quante le associazioni sportive di Bassano e le associazioni di volontariato di Tezze e di Bassano che si sono rese appunto disponibili a dare una mano per l'organizzazione di questo triste evento. Saranno attese tantissime persone, i compagni di scuola e di sport, gli amici che vorranno partecipare all'ultimo saluto a Tommy. Intanto, domenica sera alle 19 nella chiesa di Stroppari, dove il ragazzo viveva con i suoi genitori e il fratello, è prevista una veglia di preghiera. Sarà un momento in cui si alterneranno anche testimonianze e canzoni, un momento intenso e intimo per ricordare il sorriso e i sogni di un giovane uomo strappato alla vita troppo presto.